Bentrovati. Selva dei Pini. A Pomezia il Selva dei Pini è una grande risorsa. Già avevo fatto un video tempo fa, molto tempo fa. Oggi ci torno perlomeno a farmi una camminata. Abituato alle camminate che ho fatto negli ultimi tempi, diciamo che ci vuole, qui non c'è lo stesso habitat. Pomezia, se vogliamo fare un po' di montagna bisogna andare un po' fuori, se vogliamo andare a camminare, diciamo in mezzo un po' alla natura, l'unica è venire qui a Selva dei Pini, che è un po' una sorta, io ti direi pure di Villa Borghese, ma non è poi alla fine. Ci sono campi da calcio, da calcetto, c'è il campo da tennis, mi pare che ci dovrebbe essere proprio un club del tennis. Poi qui c'è il cimitero tedesco, che praticamente confina. E una cosa curiosa che sto a vedere, che già l'avevo sentito per radio e anche nei telegiornali, questo meteo anomalo ha già fatto fiorire praticamente a Minota. È incredibile. E io è la prima volta che vedo una cosa del genere. E stiamo a gennaio. E guarda che guarda che roba. È troppo, no? È una bella pianta pure a vedersi, però quest'anno l'8 marzo non si vendono mimose se continua così, perché poi dice che mo verrà gelata, verrà il freddo. Quindi oggi mi faccio una passeggiata e dal Selva dei Pini. Una volta c'era pure un distacco dell'università, non credo ci sia ancora, so che c'è un distacco della polizia municipale. Dicevo, dalla Selva dei Pini poi si può entrare in quello che è la Sughereta, altro ambiente molto interessante qua a Pomezia, fortunatamente si è riuscito un po' a conservarlo da quello che è stata la costruzione di massa. No? Oggi è giornata infrasettimanale, quindi c'è molta calma. Mentre fine settimana c'è molta gente che viene qui a correre in bicicletta con i cani, viene a passeggiare. E qui c'è il club del tennis. Ci sono un sacco di campi. C'è anche un centro estivo. Sì, diciamo, come già ho detto, per chi è di Pomezia è una risorsa questo posto. Già sapevo che la Sughereta era stata presa in carico dal Parco dei Castelli Romani e loro hanno fatto una sentieristica molto semplice, hanno messo dei cartelli in modo che più o meno ti fai un'idea, però per i pomerini c'è poca sentieristica, non serve, già sappiamo tutto. Magari i ragazzi di oggi non ci vengono, ma quando io ero ragazzino c'avevo il sì, avevo montato le gomme tastellate sul sì per venire qua a girare dentro al boschetto, quindi. Però perlomeno hanno dato una sistemata. Mo diciamo che il parco dei Castelli Romani qui è assente, non c'è nessuno, forse verranno tirato. È vero che io ci vengo veramente poco qua, il fatto che sto sempre fuori
di qua, poi accedi alla succhereta, anche di qua. Vedo che hanno fatto pure il taglio sui sugheri, vedi? E i sugheri mi portano poi al ricordo della Sardegna, dove io tornerò fra qualche giorno. Anzi, se non fosse perché c'ho avuto un imprevisto già sarei partito. Qui c'è un po' una planimetria e l'hanno rifatta pure bene, dove qua puoi vedere il Selva dei Pini, che questo è tutto il parco della succhereta. Qua c'è il depuratore di Pomezia, qui c'è via Cincinnato e questo qui fa parte invece del cimitero di Pomezia. Questo è stato messo dall'associazione degli scout di Pomezia, degli Asso Rider. A Pomezia abbiamo pure gli scout, io da bambino sarei voluto andare ma non c'è stata poi la possibilità. Mentre qui, quello che è stato fatto dall'ente del Parco dei Castelli Romani è che ti spiega un pochettino il patrimonio naturalistico che è della succhereta di Pomezia. Guarda che spazio aperto, Ora, una curiosità che c'ho, a parte guarda che bella sta succhereta, cioè sto sughero, io non è che ci capisco molto di piante, però avendo un pochettino vissuto quel periodo in Sardegna, lì sul Sopramonte dove era pieno di lecci, allora una domanda mi sorge spontanea perché la foglia è molto uguale a quella del leccio. Devo studiare le piante, devo comprare un libro sugli alberi. Magari questo è un leccio da sughero. Ce n'è un altro lì, laggiù è pieno, e poi ci sono anche delle piante secolari qui sulla succhereta. E questi sono i pannelli che hanno fatto quelli del parco, dei Castelli Romani. E una pianta che va per la maggiore qui è pure la roverella. Quello che mi fa specie è che non vedo segni di cinghiali. O forse magari qualcosina ci potrebbe essere, magari sta roba qua l'hanno fatta i cinghiali. Qua a Pomezia non è che abbiamo tanto problemi di cinghiali come a Roma, assolutamente. Addirittura stavo leggendo, quando è stato ieri su Google, che uno per Roma stava in giro con la balestra e che le frecce e mi pare che ha ammazzato un cinghiale e adesso mi pare che lo vuole pure denunciare. Non so che pensate voi sul tema cinghiali nelle città. Secondo me non è una bella cosa. Tempo fa avevo sempre letto, Google sai, manda le notizie e notifiche. Tempo fa avevo letto dei cinghiali che attaccavano i cani nel parco a Valle Giulia, mi pare, a Roma. Quindi no. Magari chissà se fuggono dai boschi o perché vengono cacciati o per mancanza di cibo. Può essere che un cinghiale viene in città perché ha paura di essere cacciato nel bosco. Non lo so, voi che ne pensate? Facciamo un video sui quesiti oggi.
Oggi già si intravedono tutti i palazzoni, quella è la parte nuova di Pomezia, la famosa 167. Quanto è cresciuta, si è proprio sviluppata in maniera enorme Pomezia. Non so, col telefonino, vabbè, magari non si vede bene. Poi niente, qua sotto si scende e si torna giù all'entrata. Qui c'è la discesa, poi si passa qua sotto e si esce da di là. Questa parte qua giù in fondo dovrebbe essere la castagnetta, anche se è molto più giù, mentre di là è quello che è il proseguo della 167 e si arriva poi a Tor Vaianica Alta. Che se non sbaglio dovrebbe essere stato un consorzio Tor Vaianica Alta, è un po' una zona residenziale, cioè sono tutte case private. Adesso c'è tutta una strada asfaltata fatta bene, c'è il ponte nuovo che passa e da Tor Vaianica Alta poi vai giù al mare, vai a Tor Vaianica o poi andare a Ardea, dipende, vai a Favia di Camposelva. Una volta tutto quello non c'era, era tutto sterrato. Se non c'era l'accesso che ti faceva fare Pomezia Tor Vaianica Alta, devi per forza passare per Via del Mare, era un disastro perché andava al mare. Facendo questa nuova apertura della strada, adesso già qualche anno, puoi deviare bene il traffico. Qui sotto c'è un grande fosso pure, lì c'è la ruspa che lavora, tirerà giù qualche albero, farà delle pulizie, mo io non lo so, perché questo dovrebbe essere tutto terreno comunale. Non c'è pascolo qui, non ci sono campi coltivati. Mo sono sceso, questa è la parte bassa. Io dico sempre che qui la Suchereta si divide da parte bassa a parte alta. E qua puoi andare dritto, poi pieghi a sinistra e stai qua sopra, o vai dritto e vai a dove ci stanno i campi da Cacciotto, a Salvati Pini. Ci sono i segni di chi è venuto in bicicletta qua con la mountain bike. Allora, la Suchereta è un bel posto per venire a girare in bicicletta, ci sono pure, no svariate, però ci sono delle belle linee singole che puoi fare in bicicletta e ti diverti. Il neo è che è corto, ci stai poco dentro, fai sempre più o meno lo stesso giro. Però se te vuoi svagare, magari vieni, ti fai qualche linea singola, ti diverti così, poi cerchi di evitare quello che potrebbe essere duro che è la salita, perché pure di là, poi dopo ti faccio vedere, pure di là ci stanno delle linee che puoi fare, però è meglio farle in discesa perché la salita è dura. Mentre te qui vai lì dove c'è quella ruspa che stanno a lavorare, attraversi il fosso, c'è sta un salitone, sali su e poi vai sull'asfaltata per andare verso Tor Vaianica Alta. Da qui invece, se segui qua a sinistra, io mi ricordo che arrivi alla Pontina Vecchia. La Pontina Vecchia è all'altezza della Lavin, che la Lavin è una lavanderia industriale qua a Pomezia. Però poi dopo finisce, non è che c'è un cancello ma è sempre chiuso, lucchettato, catenato, non è che poi puoi attraversare e magari vai sulla Pontina Vecchia, magari che ne so, andare verso la Castagnetta. Tutte zone che se non siete Pomezia non conosci, io dovrei spiegare un po' meglio questa cosa. Niente, comunque è pieno di moschini, via probabilmente del fosso.
Magari i segni dei cinghiali sono un po' più evidenti, se questi saranno cinghiali. E poi prosegui da qui, vai verso il depuratore, il vecchio fontanile, e poi dopo torni su a Pomezia. Tra virgolette all'uscita, qua c'è il vecchio fontanile, il depuratore, e qui c'è questa parte, questa linea qua che praticamente invece di fare tutto il giro che ho fatto io, tagli di qua e sali. Poi volendo puoi scegliere se andare verso la zona nuova di Pomezia, quindi la 167, vai dritto di là, così in quella direzione dritto per dritto, o magari segui quella linea di asfalto e poi esci dove c'è sta il centro raccolta dei rifiuti ingombranti a Pomezia, e poi ci sta pure la caserma dei vigili del fuoco. Una volta questo sentiero che sta dritto per dritto non c'era, è stato fatto dopo, l'entrata era solo questa qui che porta poi qua al depuratore. Come tanto tempo fa non c'era il collegamento Selva dei Pini con la Sughereta, l'unico accesso per la Sughereta era da qua. Questo è il depuratore, ovviamente l'aria qui non è che sia proprio molto gradevole, però camma fa, questo è. E qua su sta linea di asfalto io mi ricordo un'altra vita probabilmente fa, ci venivo a correre, e qua che è pieno di rovi, quando è il periodo è pieno di more qua. Io mi ricordo che venivo qui, correvo e mi facevo la saccoccia di more, così quando tornavo a casa mi mangiavo le more. Vabbè, io mo rientro, vi saluto appresso e tante belle cose.